l'immagine capovolta della sfera celeste e segna sul quadrante l'ora temporaria detta antica. Corrisponde alla 12ª parte dell'arco diurno con inizio all'alba. Questo metodo di conta delle ore è ricordato anche come metodo ad ore ineguali per la variazione del tempo diurno durante l'arco dell'anno. Durante l'anno le ore sono quindi brevi al solstizio d'inverno, circa 45 minuti per la durata del giorno diurno e 9 ore alle nostre latitudini, e lunghe d'estate, circa 75 minuti al solstizio d'estate, che cade il 21 giugno, per la durata del giorno diurno di oltre 15 ore. 3817 sono le tesserine di mosaico utilizzate per la costruzione di questo piccolo gioiello geometrico. All'interno dello Scaffen, Orlando Pordenone ha voluto riprodurre in ridotte dimensioni, oltre al quadrante solare, anche il noto mosaico teodoriano presente nella Basilica di Aquileia, del Gallo e della Tartaruga, che simboleggiano l'eterna lotta tra le tenebre, la tartaruga, e la luce, il Gallo. La costa sopra la colonna, visibile sullo sfondo del mosaico, rappresenta il premio per il vincitore. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca ad Orlando Pordenone di Strassoldo per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione di quest'opera. Consegna la targa dell'investimento, avvocato Fiorentini, titolare del museo di Fiorentini, e cogliamo anche l'occasione per ringraziare per la sua disponibilità ad accoglierci nella festa. Dov'è l'autrice della Meridiana? L'ho vista un attimo fa. Ecco che arriva. Il titolo del progetto è Uccelli di fuoco. E solo da qualche anno che la coppia Fabio e Cristina Zimarelli hanno preso casa ad Aiello e subito si sono lasciati affascinare da questi strumenti a sole che arricchiscono il paesaggio. Riportare la figura di due rari uccelli. Per Cristina è la prima esperienza di un'opera dipinta su un muro all'esterno con sua grande gioia e soddisfazione. Bene, se la banda è pronta, un breve stacco inaugurale a questa Meridiana. Nella mitologia russa e slava, molti sono le fiabe legate alla figura dell'uccello di fuoco, la magica creatura alata, regale, bellissima, sfuggente, luminosa e accecante, che può portare fortuna a chi riesce ad afferrarla. La più famosa
storia su questo uccello fatato vede il principe Ivan, figlio minore dello zar, acchiapparlo alla punta della coda, mentre veloce come un fulmine l'uccello vola via dopo aver rubato un pomo d'oro nel giardino del sovrano. Il quadrante è stato arricchito da un calendario zodiacale ad indicare i vari periodi dell'anno in cui il Sole entra nella costellazione dello zodiaco. Solo la punta dell'ombra dell'asticella indica sul quadrante il periodo dell'anno in cui si consulta la meridiana, mentre la restante ombra indica l'ora solare di Aiello. Il motto è luce ed ombra nel tempo del sole. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Cristina Lavarian per l'impegno e la disponibilità dimostrata per la realizzazione di quest'opera. Consegna la targa di ringraziamento l'assessore all'ambiente della provincia di Udine, che è anche il nostro concittadino Ennio De Corte. Siamo stati fortunati questo pomeriggio ad avere anche il sole e se guardate la meridiana notate la punta della sua ombra che è leggermente più bassa dell'iperbole dei gemelli del 22 di maggio, proprio perché siamo alla fine di maggio. Guardate la punta dell'ombra fa segno calendariale, mentre tutta l'ombra segna l'ora solare. Bene, allora abbiamo inaugurato questa seconda meridiana e adesso ci spostiamo con tutti i bambini ad inaugurare la meridiana della scuola primaria Don Giovanni Bosco di Aiello. Utilizzati dagli insegnanti, non tutti della classe quarta, con entusiasmo che saranno destinati alle meridiane di Aiello e per capire le origini delle meridiane abbiamo visitato con gli insegnanti e i nostri genitori l'osservatorio astronomico del CAS di Salvassone, dove abbiamo incontrato Mauro e ci ha fatto vedere con un grande telescopio. E oggi piccoli che ci ha fatto vedere con grande telescopio ed altri più piccoli i pianeti, le costellazioni invisibili, quelle della sera e tante stelle che brillavano in una bellissima e serata di primavera. Abbiamo visto anche la stella polare vicino alle costellazioni del Grande Cardio. Invece Marco invece abbiamo incontrato un cortino meridiane, Giacomo dell'Orlando, che ci hanno spiegato le caratteristiche della meridiana, il triangolo del cortile del Isero. Poi ci hanno accompagnato
meridiana della scuola elementare. È bello vedere queste due meridiane che ci indicano il tempo del sole. Il quadrante rivolto verso la strada indica tutte le ore dal sorgere del sole fino a poco dopo mezzogiorno. Il quadrante costruito verso ovest invece ci indica le ore fino al tramonto del sole. Per costruire queste meridiane abbiamo imparato che bisogna fissare in modo appropriato al muro un'asticella in ferro. La sera, con cielo sereno, bisogna orientare l'asticella verso la stella polare. Aspettare poi il giorno dopo, finché l'ombra dell'asticella si appiomba sul pannello delle ore, per individuare in quell'istante il mezzogiorno di Aiello. Poi ogni ora bisogna assegnare quelle successive al mezzogiorno e la mattina dopo, con lo stesso scarto di minuti, tutte le ore della mattina. Il risultato è quello che vedete dipinto sul pannello. C'è da dire ancora una cosa importante. Prima di dipingere le meridiane, tutti noi della scuola di Aiello abbiamo disegnato e dipinto su un foglio un nostro progetto. Poi, insieme agli insegnanti, le segretari e le bidelle della scuola e tutti i nostri genitori, abbiamo espresso il nostro voto. Il disegno che ha ricevuto più voti l'abbiamo dipinto noi alunni della classe quarta con speciali colori sul pannello. Bene, un applauso a questi bambini, il motto, bene, complimenti, il motto di questa meridiana è stato scritto in due lingue per un generaggio che è stato fatto dalla classe quarta con una scuola della provincia di Trento ed esattamente come il paese di Piazza di Frassa. La prima parte del motto è a scuola il tempo è fantasia, a scuola il tempo è fantasia. La seconda parte, sulla meridiana sud-ovest, giocando e studiando al dovente l'igria, giocando e studiando diventa allegria. Questo motto è stato pensato dal bambino Massimiliano della classe quarta. Aggiungiamo una cosa molto importante, è stato fatto un concorso interno con tutti i bambini della scuola Don Giovanni Bosco, sono stati scelti poi dall'insegnante 12 progetti, questi 12 progetti come avete sentito poi sono stati appunto votati da tutti i componenti, genitori, bambini e i componenti della scuola. Bene, detto questo c'è da dire che il progetto vincitore fa parte di tre bambini della classe quinta, Alessia, Simone ed Andrea, che poi li chiameremo per dare un piccolo omaggio. Intanto premiamo tutti i bambini, il sindaco Renato Nuovo con una targa di ringraziamento. Allora, tutti quanti, sì? Emanuele, Letizia, Tatiana, Michela, Alessandra, Gabriele, Cristian, Giovanni, Tommaso, Claudia, Camilla, Giacomo, Massimiliano, Simone e Saverio. Bene, bravissimi, adesso un piccolo omaggio anche ai tre bambini di quinta, è presente Simone, eccola qua Simone, ecco che uno dei tre componenti che ha fatto il disegno che è stato più votato.
siamo purtroppo costretti a farlo su dei pannelli fotografici, vi abbiamo consegnato anche un foglio dove troviamo le 4 meridiane. Comunque questa meridiana, essendo lontana dall'Outlet Village di Aiello, ci tocca inaugurarla anche per una questione di tempo di percorso qui sui pannelli. Oggi la direzione dell'outlet ha messo a disposizione un trenino fino alle 20 di stasera che continuamente fa la spola dal parcheggio dell'outlet fino qui alla piazza di Aiello, e con noi abbiamo anche il direttore dell'Outlet Village, Luigi Villa, che ringraziamo per essere vicini alle nostre iniziative che si svolgono qui ad Aiello, e soprattutto all'amministrazione comunale e alla Proloco locale. L'autrice Deborah Cabras, per un impegno a Roma non ha potuto essere qui con noi, ma c'è una sua amica, la Martina di Cervignano. Ecco, viene vicino Martina qua, ecco, che rappresenta Deborah Cabras. Fin dalle elementari Deborah Cabras ha coltivato la passione per la pittura e dal pastello all'acquarello il passo è stato breve, evolvendosi man mano fino alla pittura ad olio su tela. Ed è qui che l'autrice ha trovato la massima espressività, realizzando tanti quadri con una particolare predilezione per il ritratto. Ha partecipato anche ad alcune mostre, in particolare alle collettive d'arte che si sono tenute presso l'ex amideria di Ruda, ma anche qui in paese nelle mostre d'artisti locali organizzate dal Circolo Culturale Navarca. L'autrice non ha mai avuto velleità per le sue qualità artistiche e le sue opere sono sempre state fatte con passione ed omaggiate ad amici e parenti. Ha realizzato opere pittoriche anche su vetro, separando la superficie vetrata con la gutta, un prodotto che sostituisce il piombo, molto usato nel passato per rinforzare le vetrate di grande dimensione. Ma il lavoro dove ha trovato la massima espressione in questi ultimi anni sono proprio le meridiane. 4 sono le opere mnemoniche realizzate da Deborah Cabras ad Aiello. Questa volta il soggetto ci porta nell'universo del nostro zodiaco, dove troviamo un grande sole in un cielo azzurro, coronato dai simboli zodiacali. Bene, allora prima dello stacco musicale volevo invitare tutti i bambini nel centro del cortile di prepararsi tra qualche minuto a far volare i palloncini. Allora alla banda uno stacco musicale. Centro commerciale Outlet Village di Aiello, situato nella periferia della frazione di Ioannis, ha voluto aderire all'iniziativa che distingue in regione Aiello come il paese delle meridiane, realizzando sull'arcata dell'entrata principale del centro questa graziosa meridiana. Il motto "Unisco nel tempo i confini di questi luoghi" vuole ricordare questi nostri paesi di confine che un tempo dividevano le nostre terre, ma oggi, caduti i confini, uniscono i popoli in un prospero tempo di pace. Il sole disegnato in questa meridiana rappresenta il logo del progetto Interreg dell'amministrazione comunale di Aiello,
Meridiane. Oggi collocato proprio in una sala dell'Outlet Village dove sono consultabili 3 macchine mnemoniche computerizzate realizzate con il supporto dell'Istituto Tecnico Malignani di Udine. I segni zodiacali coronano il Sole ed il quadrante solare a ricordare i vari periodi dell'anno in cui il Sole entra nelle varie costellazioni. Ad esempio, il 21 maggio il Sole, come si suol dire, entra nella costellazione dei Gemelli per rimanere fino al 20 giugno, per passare poi nella costellazione del Cancro. Questi nomi ci provengono dall'antichità e precisamente durante l'epoca del popolo dei Caldei e dei Babilonesi, 800 a.C. Ciò significa che dalla parte opposta al Sole, in questo periodo dell'anno, si trovano un gruppo di stelle che raffigurano i Gemelli. Motto: unisco nel tempo i confini di questi luoghi. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Deborah Cabras di Aiello per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Consegna la targa al direttore dell'Outlet Village al primo onore Luigi Villa Martina Francescotto, amico di Deborah Cabras. Molto brava, vi ricordo che l'anno scorso Deborah Cabras ha vinto il concorso delle Meridiane Aiello 2008 proprio con la Meridiana dei Carabinieri a poche decine di metri da qui. Meridiana sulla fatica che facciamo volare questi palloncini, portateli nel centro del cortile, perché adesso contiamo alla rovescia e poi li farete volare tutti quanti. C'è un bigliettino naturalmente con un pensiero al progetto della vostra scuola